Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi voglio parlare di magia nigeriana, magia africana in realtà. Ehm, Volevo appunto fare una riflessione in merito a una notizia di cronaca che, sebbene abbia avuto luogo l'anno scorso, da quest'anno si apre processo e dunque è tornata un attimino alla ribalta. È il caso di Pamela Mastropietro, che è stata fatta a pezzi e ritrovata appunto in due valigie. Allora, è sicuramente una storia che lascia molto riflettere, che apre molti interrogativi. Eh, Questi intanto sono modus operandi di un certo tipo di magia, è chiaro che sia una magia nera, una ritualistica basata sul sangue, infatti si sono ritrovati i pezzi di corpo completamente dissanguati e ripuliti. Ehm, Sicuramente una magia che è basata prima sulla magia sessuale, perciò la ragazza sarà stata quasi certamente violentata, poi dissezionata e svuotata del suo sangue. Questo sangue non si è ritrovato e dunque immagino, visto l'escursus, che il sangue sia stato conservato e che venga utilizzato poi per delle ritualistiche di loro matrice africana. È chiaro che sono ritualistiche di magia nera, magia che va a richiamare delle forze oscure molto forti, che sono quelle della loro tradizione. Voglio dunque fare questa riflessione. Intanto Pamela è stata trovata, ma abbiamo il dubbio di chissà quante altre Pamela abbiano preceduto lei e quante ne seguiranno. Questa è sicuramente una situazione che deve fare riflettere, deve farci considerare quanto sia importante la protezione. La protezione, non intendo protezione soltanto fisica, perché è chiaro che dal punto di vista occulto la protezione fisica è una conseguenza della protezione astrale. Dobbiamo comunque riflettere sul fatto che sia importantissimo per tutti elevare le proprie vibrazioni, perché a vibrazioni più alte è impossibile incontrare situazioni di questo tipo. Cioè, si sfugge, ecco, diciamo, da questo genere di situazioni perché non si corrisponde, cioè non c'è corrispondenza dei tipi di vibratori, cioè come se fossero due mondi che non possono dialogare. Dunque intanto è importantissimo elevarsi, volgere lo sguardo, l'animo e il cuore sempre verso i regni spirituali, verso l'alto. Dunque orientare la nostra vita sempre a una crescita interiore, a ripulirsi, ad accettare la propria responsabilità diciamo nel nostro quotidiano, negli ambiti della nostra vita, accettare il proprio karma, pregresso ed essere consapevoli di quello che generiamo giorno dopo giorno e insomma tenere d'occhio questo fenomeno, perché comunque è una forma di invasione. È un'invasione non solo fisica, perché comunque cominciano a essere veramente tantissimi, nulla togliendo che per quelli che si integrano e che collaborano per il bene della società, non abbiamo assolutamente nulla da dire. Noi a nostra volta siamo andati, siamo partiti e abbiamo collaborato, non sempre purtroppo, però abbiamo collaborato e moltissimi nostri antenati, i nostri avi hanno permesso ad altre nazioni di diventare anche delle potenze grazie al loro contributo lavorativo. Ora, a nostra volta, nei confronti di altre nazioni, siamo diventati una nazione, anche se a conti fatti non è così, comunque magari nei confronti di altre molto più indietro, diciamo in questo senso, siamo una nazione ambita dove probabilmente viene anche raccontato che qui trovano asilo, trovano tutto quello che desiderano
ed è forse anche questo un po' l'esca con cui li portano. Ma mentre portiamo manodopera a basso costo, qui portiamo anche le loro tradizioni, i loro usi e costumi e anche la loro forma mentis. Dunque, e chiaramente per quello che riguarda noi, mi dispiace dirlo e probabilmente mi attirerò le ire dei sinistroidi, ma non mi interessa, io guardo dal punto di vista occulto e vedo le cose senza etichette, vedo le cose per come sono e vedo che qui l'invasione è in atto e non è soltanto in atto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista occulto, perché portano qui i loro geni, le loro intelligenze basse ovviamente, che cominceranno appunto a lavorare anche qui, cosa che fino a qualche tempo fa comunque non era così radicato il fenomeno. Ora purtroppo è un fenomeno molto forte, si parla anche di sette, come la Black Axis, cioè la falce nera, e altre sicuramente congreghe e altre aggregazioni occulte che per il tramite comunque di operazioni violente cercano di innestarsi e di avere il controllo della criminalità anche locale. Non che io voglia difendere la criminalità nostrana, però è chiaro che non avevamo bisogno anche di questo. Non penso che qualcuno possa trovare qualcosa da ridire. Dati alla mano, il fenomeno di importazione di prostitute e di minori è in aumento, cioè soprattutto traffici di droga, prostituzione e violenze si sono amplificate, moltiplicate e sono quasi all'ordine del giorno. E ricordiamoci che i media non sono certo dei grandissimi collaboratori perché devono fare e fanno così le voci, la voce soltanto per quello che è loro concesso dire e divulgare. E dunque siamo certi che il fenomeno è volutamente sottostimato. Chissà quante Pamela fatte a pezzi sono in giro in posti non ancora identificati, probabilmente no, spero di no, o probabilmente quel sangue di quella Pamela e basta per un po', e poi staremo a vedere. Di sicuro l'invito è quello di elevarci, di correggere anche noi, cioè assumiamoci anche la responsabilità di questo, ma non basta soltanto un atteggiamento passivo perché non è solo questo, cioè è vero che dobbiamo correggere dentro di noi, è vero che il mondo fuori è una proiezione e che è inutile pulire l'immagine riflessa allo specchio se la macchia è sul nostro volto, questo è senza dubbio, è così, non possiamo fare questo, però dobbiamo comunque non solo cambiare dentro ma agire diversamente. È importantissimo proprio perché con la nostra azione, retto pensiero, retta azione, andiamo un pochettino a influenzare positivamente anche tutto ciò che abbiamo intorno. Dunque diventate puliti, pulitevi e imparate, conoscete, non abbiate timore di scoprire, studiare altre tradizioni, ma prima di tutto la nostra. Imparate l'arte magica, imparate a difendervi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi auguro un buon proseguimento e di rivederci insomma presto. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.